Buongiorno e benvenuti a Entula. Grazie a tutti per essere qui già da presto, la mattina presto. Entula è una manifestazione, io sono Fabio e lui è Bobo, Alberto, Murru, io sono Fabio Carta. Questa è una manifestazione che abbiamo voluto, è una giornata, è un'iniziativa popolare, come piace dire a noi, per sensibilizzare tutti quanti noi contro quello che, attraverso la cultura e la musica, in una giornata di festa, in realtà per parlare, per comprendere meglio quello che sta succedendo lato energie rinnovabili in Sardegna e tutto quello che questo comporta, insomma. Quindi abbiamo voluto mettere in piedi in un luogo simbolo come il paese di Varumini e ai piedi di un monumento importantissimo per la nostra isola, per la nostra terra come la Sardegna, come il nuraghe appunto di Varumini, per trascorrere assieme una giornata di incontro, di musica, di cultura, di sensibilizzazione, di dibattiti, di chiacchiere, di una serie di cose legate alla speculazione energetica. Quindi grazie a tutti per essere venuti. Iniziamo. Allora, iniziamo con Piero Loi, giornalista, che farà un po' da interlocutore con chi vorrà salire sul palco. Se fosse un concerto sarebbe un open mic, nel senso che non c'è una scaletta, chi insomma è qua può prendere la parola, può intervenire, dire la sua, ovviamente nel rispetto delle regole civili. Quindi do la parola a Piero e insomma, buona giornata. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie a Fabio e ad Alberto per l'invito, per questa occasione di confronto, non solo, anche di festa, organizzata in maniera del tutto genuina e spontanea, e con, quanto si direbbe, un grande dispendio di energie, visto il palco che abbiamo qui di fronte. Bene, una giornata come questa è anche appunto il momento per fare il punto della situazione su una questione che obiettivamente è complessa, quella energetica, perché in effetti tira in ballo tantissimi argomenti. Si va dagli aspetti più tecnici, si arriva alla politica, quindi anche alla domanda di fondo, no? Chi deve decidere per esempio quanti impianti di energia da fonti rinnovabili installare nel territorio. Ora conviene quindi richiamare sin da subito alcuni diciamo così, punti centrali attorno ai quali poi si svilupperà il dibattito, confronto, intervista, sarà un mix di tutte queste cose con Laura Cadeddu, geologa, referente di ADES, Assemblea Democrazia Energetica Sardegna, e del comitato No Mega Centrale di Cuspini, che invito già a salire sul palco, insieme a Giulia Lai del comitato No Tyrrhenian Link di Quadro. Ecco, dicevo quindi, schizziamo subito alcuni punti per poi inserirci direttamente in medias res. Allora, intanto noi ci confrontiamo oggi in Sardegna con un insieme di richieste di connessioni per nuovi impianti da fonti rinnovabili, soprattutto eolico e fotovoltaico, pari a 56 gigawatt circa. Questi 56 gigawatt poi si traducono in che cosa? In progetti che vengono presentati al Ministero dell'Ambiente o alla Regione Sardegna per le autorizzazioni. Più volte i comitati hanno messo in evidenza che questa è una quantità enorme, direi mostruosa,
se per assurdo, poi spiegherò perché dico per assurdo, se per assurdo tutti questi impianti venissero realizzati, la Sardegna produrrebbe energia per 40-50 milioni di persone, di utenti del sistema elettrico. Detto ciò, questo è lo stato dell'arte per quanto riguarda l'offerta che il mercato fa oggi, quindi le società energetiche, ci includo le banche, ci includo i fondi di investimento. Dicevo, l'offerta che il mercato fa rispetto alla richiesta di transizione energetica. Come dicevo prima, è una cifra mostruosa, si può dare per scontato che non tutti questi progetti, anzi probabilmente solo una parte tutto sommato ridotta di questi progetti vedrà la luce. Però è anche vero, e questo è l'altro punto su cui poi focalizzeremo l'attenzione, che con il decreto aree idonee dello scorso giugno il Ministero dell'Ambiente, quindi il governo, ha assegnato alla Sardegna una potenza riguardo all'installazione di nuovi impianti appunto da fonti rinnovabili pari a 6,2 gigawatt ed è una potenza importante, come vedremo nel proseguo della nostra chiacchierata. Quindi da un lato l'offerta del mercato, questi 56 gigawatt, dall'altro i 6,2 gigawatt che la Regione, va detto, ha accettato senza colpo ferire, nella misura in cui questi 6,2 gigawatt, ricordiamo bene la recente campagna elettorale, erano ritenuti troppi, eccessivi dalla stessa Presidente Alessandra Todde, poi in realtà sono stati in effetti accettati. Ecco quindi i 6,2 gigawatt e poi abbiamo le infrastrutture per il trasporto dell'energia, vale a dire gli elettrodotti esistenti, cioè il SAPEI, Sardegna Penisola Italiana, che parte da Fogessato e arriva nel Lazio, il SACOI, l'elettrodotto Sardegna Corsica Italia, per il quale è previsto un potenziamento oltretutto, e il nuovo Tyrrhenian Link. Una delle domande che aleggia, o meglio, più che una domanda, è una questione che oggi viene posta con forza dai comitati, ma non sarà che siamo di fronte a una situazione per cui la Sardegna da qui al 2030, nei prossimi anni, rafforzerà il ruolo di esportatrice netta di energia, in due parole di piattaforma energetica, che già ha assunto di fatto, no, a partire dal 2011, cioè da quando è entrato in funzione l'elettrodotto Sapei, quello che collega Fiumesanto al Lazio, abbiamo detto. Ecco, questa mi sembra un'altra questione centrale. Bene, ora, dopo questa introduzione che aveva l'obiettivo di mettere sul piatto le questioni, io da cronista quale sono mi introdurrei subito in medias res, come si suol dire, no? Perché in effetti c'è una notizia freschissima di questi giorni, e cioè la proposta di disegno di legge che la Giunta Todde ha approvato appunto in Giunta avanti ieri, è la proposta di disegno di legge che adesso finirà in Consiglio regionale, che disciplina le cosiddette aree idonee e non idonee. E io partirei da qui, quindi dalla stretta attualità, coinvolgendo subito i miei ospiti. Vediamo se questo microfono si stacca. Si stacca questo microfono? Penso di no. Sì? Questo funziona? Sì, questo si stacca, quindi prendiamo questo.
dicevamo, partiamo dalla strettissima attualità e da questo disegno, questa proposta di disegno di legge sulle aree idonee. È un bel mallò, oltre al testo di legge ci sono allegati per una novantina di pagine, quindi forse è addirittura troppo presto per dare, come dire, un giudizio completo appunto su questa iniziativa della Giunta. Però intanto se voi l'avete già visto, diciamo qualcosa su questo disegno di legge e poi ci chiediamo se in effetti sia una questione, quella energetica, per come l'abbiamo presentata poco fa, una questione che sia riducibile a un atto di governance, no? Perché poi in effetti questo disegno di legge è un atto di governance, dice qua possiamo fare delle cose, qui invece no. E allora tu hai incominciato a vederlo, Laura, questo testo? Intanto grazie per l'invito. Ovviamente siamo partiti subito con una cosa molto complessa. Come sapete tutti, come sappiamo, è stato pubblicato forse ieri o ieri, non vorrei sbagliare, ieri il disegno di legge, per cui in realtà non c'è stato in effetti il tempo per andare ad analizzare nel dettaglio il disegno presentato, quindi la proposta legislativa. Però e questo da parte, per come noi di Ares conduciamo le analisi eccetera, ovviamente siamo molto cautelativi, nel senso che abbiamo evidenziato alcune cose, ma l'analisi va fatta in maniera proprio dettagliata e capire quali sono le reali criticità e anche gli spazi di miglioramento. Perché questo è, dobbiamo trovare gli spazi per migliorare una proposta di legge che forse non è del tutto accettabile messa in questi termini. Ovviamente in che cosa consiste la proposta di legge? Come ha detto già appunto Piero Loi, semplicemente ci dice o comunque dà i criteri per dire quali sono le aree idonee e le aree non idonee. Però in realtà qui adesso la cosa più importante ovviamente è una legge pensata dall'istituzione che ci rappresenta, quindi la Giunta regionale che ha fatto la sua proposta. Ora però questa proposta deve essere condivisa con la collettività, cioè con i cittadini, con la comunità e con i sindaci. In questa fase io, questo primo approccio alla norma, dico che i sindaci hanno un ruolo fondamentale e importante, perché in realtà quelli che poi devono andare a mappare le aree sul territorio sono proprio i sindaci con il loro apparato tecnico che devono andare a stabilire quali sono le aree idonee, non idonee, ordinarie, le aree agricole e tutte le sottoclassi menzionate nella norma. Quindi praticamente i sindaci a questo punto devono fare veramente uno sforzo importante che non hanno fatto prima, questo bisogna dirlo. Non l'hanno fatto prima, per cui dovranno farlo adesso. E occorrono strumenti di pianificazione territoriale veramente completi, dettagliati, che mettano a sistema tutti i vincoli possibili e immaginabili che discendono dalle nostre norme, e ne abbiamo veramente tante, e che appunto possano dire veramente quali sono gli spazi liberi possibili. Una cosa è certa, le aree idonee abbiamo detto tutti quali sono le aree cementificate, insomma le aree compromesse, parcheggi, tetti e cose varie. Difficile diventa tutto il resto, ok? Abbiamo già avviato anche alcune consultazioni con alcuni sindaci, in realtà il panorama che in questo momento abbiamo davanti sono la maggior parte delle amministrazioni comunali sprovviste di uno strumento territoriale, il famoso PUC, assolutamente non adeguato alla situazione. Qui si è perso un gran tempo. La mancata estensione del PPR che andava fatta non oggi, ma ieri, in maniera tale da arrivare pronti per questa calata di proposte progettuali che riguarderanno solo le FER, per capirci, riguarderanno anche altro sempre in campo energetico. E quindi siamo impreparati. Che cosa posso dire dalla prima lettura fatta? Dalla prima lettura fatta della norma
diciamo che sia tenuta a calare sul disegno di legge tutte le norme comunque non impugnabili dal governo, cioè nel senso che c'è praticamente l'intero codice urbano, tutti i vincoli già previsti dalla norma di legge, quindi su questo punto qua possiamo stare tranquilli, perché quello che i comuni non hanno recepito da anni, cioè calare il PPR nel loro strumento urbanistico, questo ci avrebbe aiutato molto, però la legge lo prevede. Il problema è che queste cose devono essere vincolate, se non ci sono vincoli non esistono neanche i beni da tutelare, questo è un altro concetto che deve essere chiaro. E quindi siamo un po' in ritardo, quindi adesso ci sarà una corsa. I comuni però devono anche, e noi cittadini, noi varie organizzazioni, dobbiamo anche contribuire proprio a migliorare la legge, sottoporre alcune cose e magari modificarle. Oggi si apre la discussione, adesso siamo nel bel mezzo della discussione e dobbiamo avviarla. Io sulla legge vi dico una cosa, io e noi non ci esprimiamo in questo momento, diciamo semplicemente che è stato fatto un atto legislativo in emergenza, perché questo è, perché ricordiamoci che comunque la legge regionale è sotto possibile impugnazione e decadenza, però questo non significa che noi dobbiamo chiudere gli occhi e lasciar passare le cose come, cioè lasciar decidere agli altri, dobbiamo decidere tutti, per decidere tutti bisogna che siamo tutti veramente informati e consapevoli di ciò che sta per arrivare o ciò che vorremmo. Grazie Laura. Rigiro la stessa domanda a Giulia, tu sei riuscita a dare uno sguardo appunto a questa proposta di disegno di legge, che cosa ne ricavi a una prima lettura? Sì, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per darci la possibilità di essere qui come Comitato Quartum Tirrenia Link e grazie a Piero per questa introduzione che ci ha fatto e che ci dà il là per dire questo. In effetti io ho dato una lettura, si può dire veloce, della proposta per quanto riguarda i suoi principi generali, no? Perché poi, come ben ha detto, ci sono ben 9 allegati che sono davvero qualcosa di cervellottico per qualsiasi persona comune. Quindi stiamo aspettando, soprattutto come coordinamento dei comitati, che i nostri tecnici, ma quelli non gli avvocati che possono essere come me, ma proprio i tecnici del settore, ingegneri, eccetera, valutino effettivamente se ci sono cose per le quali si può integrare o criticare il disegno di legge. Da un punto di vista generale, in effetti ho avuto possibilità di apprezzare, quindi c'è un aspetto sicuramente positivo e uno negativo a una prima lettura. Parto da quello positivo per non essere tacciata sempre di chi dice no a tutto. E l'aspetto positivo è quello di aver recepito una richiesta che da anni si fa nel mondo politico sardo rispetto alla questione energetica, che è quello di prevedere una polizza fideiussoria a carico di queste aziende che presentano i progetti, per cui tu fai una fideiussione e ti accogli l'incarico di bonificare quanto poi dovrai appunto smaltire una volta che questi impianti non saranno più funzionali, no? Lo sappiamo, durano esagerando 30 anni e di regola in Sardegna chi viene a sporcare se ne va lasciando tutto sporco, quindi questo aspetto della proposta è davvero interessante, soprattutto nella misura in cui siamo davanti ad aziende che si presentano con un capitale di 10.000 euro perché sono tutte SRL, quindi società a responsabilità limitata, e quindi di conseguenza rispondono solo per 10.000 euro. Ma se tu prima dai una fideiussione, ok, innanzitutto ti stai impegnando per una cifra molto più alta rispetto a quello che è il tuo capitale, quindi di conseguenza già rinunci a presentare un progetto, e in secondo luogo, laddove mi dai la fideiussione, mi dai anche la garanzia che dopo posso utilizzare quei soldi per smaltire quegli impianti. Quindi da questo punto di vista la proposta è davvero interessante. È interessante anche negli aspetti che riguardano i principi generali sulle aree idonee. Non ce lo possiamo nascondere, ha recepito quello che stiamo dicendo come comitati da un bel di tempo, e come investe mette dei denari come investimento sull'autoconsumo, sulle comunità energetiche, quindi sponsorizza questo tipo di produzione energetica. Però arriviamo agli aspetti negativi. Gli aspetti negativi sono che si è azionato, almeno
a parole un processo di partecipazione pubblica, quindi diciamo sentendo i comitati per una sola volta in 2 ore, quindi c'è stato un incontro di 2 ore, potete immaginare quanto può essere utile un incontro di 2 ore rispetto a una materia così complessa, e dopo però, dopo averli incontrati, hanno proposto subito questa legge, quindi il testo di questa legge già lo avevano in mano perché davvero è una cosa molto complessa, è indubbio che non l'abbiano fatto in 2 giorni, e quindi ce lo pongono così a commentarlo soltanto dall'esterno e non ci permettono di interloquire invece effettivamente sulla norma. Questa norma quindi è stata approvata dalla Giunta e passerà direttamente alle commissioni. In questo passaggio non c'è una partecipazione pubblica, quella che era stata promessa. Quindi questa è sicuramente la prima critica fondamentale. Poi c'è una seconda critica che invece attiene proprio al merito e aver in qualche modo assecondato, come ha già detto Piero, questa produzione, questo numero che ci è stato imposto dallo Stato italiano, dal governo italiano, che sono i 6 gigawatt, senza metterlo minimamente in discussione. E senza metterlo in discussione dico sia in senso positivo che in senso negativo. E come lo doveva mettere in discussione? Facendo subito un piano energetico regionale, non facendo prima una norma di attuazione del decreto Pichetto Frattin. Doveva subito, immediatamente fare un piano energetico regionale, perché tempo ce n'è per dare attuazione al decreto Pichetto Frattin. Contemporaneamente, eventualmente a dare attuazione al decreto Pichetto Frattin, perché giustamente si dice che se non lo facciamo noi lui si sostituisce allo Stato, ed è vero questo, e soprattutto iniziare quello che è l'ampliamento del piano paesaggistico alle zone interne. Tutte queste cose contemporaneamente ci avrebbero dato la garanzia che non stiamo semplicemente adempiendo ad un obbligo che ci ha dato lo Stato, ma stiamo facendo un piano, stiamo facendo una transizione che è davvero un piano strategico per la Sardegna, dove io programmo la mia transizione energetica valutando tutti quelli che sono gli aspetti che circondano questa transizione per essere effettivamente giusta ed equa e democratica. Ecco, questi sono gli aspetti sicuramente negativi, Piero, e quelli positivi. Grazie Giulia. Io sono riuscito a vedere qualcosa della proposta di disegno di legge, degli allegati che l'accompagnano. Direi che la Giunta cerca un equilibrio del tutto particolare tra la massimizzazione delle aree idonee, e poi, per intenderci, aree idonee sono le aree in cui gli impianti usufruiscono, godono di un iter accelerato. Le aree idonee, ha detto Laura prima, sono le aree cementificate, sono le aree industriali, sono le ex cave dismesse, per esempio. Quindi, dicevo, un equilibrio fra l'esigenza di massimizzare aree idonee da una parte e l'altra esigenza di tutelare il più possibile i territori. Anche da questo punto di vista è stato fatto, io mi sembra di poterlo di vederlo, un lavoro di rafforzamento delle cosiddette aree non idonee. Però ecco, ci sono queste due forze contrastanti, diciamo così, alla base di questa norma. La massimizzazione delle aree idonee, per esempio, la vediamo nel fatto che la fascia di tutela, vale a dire le aree non idonee rispetto alle aree archeologiche, ecco, la fascia di tutela è ridotta a 2 km per gli eolici e i fotovoltaici, mentre, e questa è un'annotazione che faccio da cronista, il decreto aree idonee prevedeva che questa fascia di tutela per le aree archeologiche potesse arrivare addirittura fino a 7 km. Quindi questo sembrerebbe essere come dire, una decisione, una scelta mossa all'esigenza di massimizzare le cosiddette aree idonee. Dall'altra parte però è vero che per esempio per quanto riguarda il fotovoltaico la Giunta, recependo in parte anche delle indicazioni che erano già state espresse nella legge Pratobello, no?
Poi fondamentalmente è una moratoria che cerca di blindare il territorio sardo facendo leva appunto sulla competenza urbanistica, no, della regione, una competenza principale. E quindi dicevo, la Giunta poi in effetti fa una moratoria sul fotovoltaico sulle aree agricole, per esempio. Non solo, dice anche per esempio che gli usi civici non possono essere, le terre destinate ad uso civico non potranno ospitare impianti di questo tipo. C'è da dire anche un'altra cosa per completezza, e cioè che oltre alle aree idonee e non idonee ci sono anche le aree ordinarie. Le aree ordinarie sono quelle aree in cui gli iter vanno avanti con i tempi normali, quelli regolati dalla legge, cioè sono istruttorie che rispettano i tempi previsti. E noi oggi in effetti non sappiamo esattamente quali e quante siano le aree ordinarie, anche perché appunto non c'è una mappa, no? Ancora per il momento almeno, no? Che ci faccia capire come il territorio della Sardegna sia stato ridisegnato da questo punto di vista. Dovremmo sicuramente aspettarci un territorio a macchia di leopardo, questo lo possiamo dare già per scontato. Va bene, fatto questo passaggio su le aree idonee, le aree non idonee e le aree ordinarie, io con voi adesso vorrei parlare un po' di numeri, no? Perché quando si parla di energia i numeri in effetti vogliono dire tanto, se non tutto per certi versi, no? E allora abbiamo ricordato prima che a giugno con il decreto aree idonee alla Sardegna vengono assegnati 6,2 gigawatt. 6,2 gigawatt li possiamo fare con l'eolico, con il fotovoltaico, li possiamo fare anche con le comunità energetiche, peccato che però le comunità energetiche abbiano il limite di 1 megawatt, e quindi questa è una cosa da tenere in considerazione. Cioè non possono essere troppo grandi, non è previsto che siano impianti più grandi di 1 megawatt. Ecco. 6,2 gigawatt che vanno a sommarsi ai 2,3 circa gigawatt di potenza da fonti rinnovabili già installati. In effetti non sono poche, ce ne rendiamo conto anche solo percorrendo la 131, no? Notiamo proprio che ci sono delle aree precise, Macchiareddu, Guspini, Ottana, Porto Torres, adesso per citare le prime che mi vengono in mente, no? Che sono in effetti già diventate delle piattaforme energetiche, no? Ebbene, 6,2 gigawatt si equivalgono al triplo degli impianti che sono già stati installati. Allora Laura, la domanda che ti faccio è questa, ma questi 6,2 gigawatt per chi sono? Sono per noi o sono per terzi, diciamo così? Terzi. In parte la risposta un po' l'hai già data. Comunque è chiaro che questi 6,2 gigawatt messi così sotto questa forma sono sicuramente per terzi, ma anche perché dobbiamo capire da dove arrivano questi 6,2 gigawatt che ci sono stati proposti appunto dalla rivisitazione anche del PNIEC, del Piano Nazionale Energia e Clima, quindi un'integrazione, quindi con un aumento anche della produzione di energia rinnovabile da addebitare all'Italia, che poi va spalmata in tutte le regioni. E noi ci sono toccati questi 6,2 gigawatt, diciamo con un criterio di ripartizione che ovviamente abbiamo già messo in discussione diverse volte, che non è commisurato né al fabbisogno attuale della regione Sardegna, che fino ad oggi ha avuto sempre un surplus di energia in produzione. Questo dal 2000 sino ad oggi, ok? Il trend è sempre andato, come dire, con un'esportazione che si aggira sempre intorno al 30%, siamo arrivati anche al 39% proprio nel 2021-22, quindi questo sta a significare che in effetti noi produciamo molta più energia. Certo, uno potrebbe subito dire energia da produzione elettrica, ok? E quindi distinguerla da quella invece da produzione fossile termoelettrica. Ed ecco che qui si apre l'altro scenario,
che praticamente è vero che noi esportiamo il 30% in più, o il 39% anche in più di surplus, ma ne continuiamo a produrre più del 74% con le fossili. Attenzione, perché questo argomento una doppia lettura. La nostra lettura è molto semplice da farsi, che praticamente noi stiamo contribuendo addirittura con la produzione di fonti fossili a questo famoso surplus del 39%, ossia nel 2021 addirittura abbiamo contribuito con 1000 megawatt in più di potenza di termoelettrico in esportazione. Quindi quando ci vengono a dire che noi siamo quelli che diciamo consumiamo ancora molti combustibili fossili, quindi che dobbiamo dismetterli subito e quindi dobbiamo riempirci di rinnovabili a go-go senza criterio, la cosa è sbagliata, perché noi abbiamo prodotto di più da fonti fossili ma per terzi, cioè per energia che poi è andata ad alimentare il nord Italia in prevalenza, cioè il nord Italia che macina l'energia che viene prodotta nel resto della penisola, per lo più. Quindi questa è la situazione. I 6,2 sono tanti, sono troppi, specialmente se poi a questi 6,2 noi non contrapponiamo realmente la dismissione delle fonti fossili, che non è assolutamente all'orizzonte. Si parla della dismissione del carbone al 2028, ma togliere il carbone per mettere cosa? Questa è la domanda. Si vuole togliere il carbone per portare il metano a casa, il metano che ovviamente arriva con 40 anni di ritardo, che contribuisce alla crisi climatica in atto, che è un gas climalterante al pari del carbone e quindi è un'opzione che noi dobbiamo respingere. Questo comunque non significa che noi dobbiamo accettare i 6,2, dovremmo accettarne molto meno. In sintesi, la Regione anche in questo momento dovrebbe ricontrattare con lo Stato, in conferenza Stato-Regioni o in altre forme sempre possibili, il carico che ci hanno affidato. Altra cosa, per affidarci questo carico di produzione energetica dobbiamo capire anche che tipo di sviluppo, dove vogliamo andare, che tipo di sviluppo vogliamo, perché questa è la domanda che dovremmo porci noi tutti prima cittadini, per essere inizialmente consapevoli noi e poi chi ci rappresenta, cioè della serie dove vogliamo andare, che tipo di sviluppo vuole la regione Sardegna, cioè vogliamo diventare anche noi una regione simile Lombardia, simile Emilia Romagna, cioè con un con uno sviluppismo che fa paura, Cioè, vediamo anche oggi le alluvioni e quant'altro, non è soltanto crisi climatica l'alluvione, è anche un'espansione proprio sregolata e fuori da ogni controllo, questa è la questione. Quindi dove vogliamo andare noi? Dove vogliamo andare? Questa è la domanda, per cui 6,2 gigawatt sarebbero giustificabili solo a fronte di precise scelte che però non abbiamo fatto. Il piano energetico, perché non è il piano energetico regionale che dovrebbe essere in fase di rivisitazione, di attualizzazione, di aggiornamento, eccetera, eccetera, in realtà le cose già ce le dice. C'è già la previsione al 2030, quindi in realtà si potrebbe anche prendere già in parte quello che è contenuto nel piano energetico e andare invece a spulciare altri piani interessanti. Poi torniamo che dello sviluppo cosa vuol fare la Sardegna e poi dopo ragioniamo quanta energia ci serve. Quindi oggi dobbiamo metterlo in discussione il 6,2, non è accettabile così tal quale, anche perché sono tutti legati al potenziamento delle infrastrutture qui in Sardegna. Attenzione, questo è un processo regolato dal mercato, cioè dal GSL, la Terna e dallo Stato, ok? Potenziamo le infrastrutture, aumenta la domanda. Se la domanda non è sufficiente, cioè se la domanda è eccessiva, noi potenziamo ancora le infrastrutture, quindi dov'è il tetto? Dove ci fermiamo? Lascio il punto interrogativo. Laura adesso ha introdotto almeno due argomenti, se non tre, molto interessanti. La decarbonizzazione, su cui poi torneremo, perché insomma comunque va ricordato che in Sardegna insistono due centrali a carbone, quella di Fiumessando e quella di Portovesme, che in effetti sono estremamente dannose, no? Per la salute, l'ambiente, il territorio. Non solo, Laura introduce anche un altro tema, pone una domanda, anzi dice, ma
verso quale meta ci stiamo dirigendo, cosa vogliamo che diventi la Sardegna. E però io vorrei stare ancora un attimo con Giulia sui 6,2 gigawatt, perché poi alla fine no, c'è stato un periodo recentemente ci si è chiesti ma questi 6,2 gigawatt qual è in effetti il criterio in base al quale sono stati assegnati alla Sardegna questi 6,2 gigawatt, perché se noi confrontiamo questa quota con le quote assegnate alle altre regioni, in effetti i conti non tornano, cioè succede che regioni più popolose, più industrializzate della Sardegna hanno addirittura ottenuto una quota inferiore a quella attribuita alla Sardegna. Allora qui il criterio però c'è e il criterio è che nella disciplina delle aree idonee e nell'assegnazione delle quote che le varie regioni devono raggiungere si tiene conto delle infrastrutture dirette, quindi della capacità di trasporto, no? Della rete esistente e degli sviluppi futuri della rete. Questo vuol dire che in realtà si fa fatica anche a concepire i 6,2 gigawatt come una soglia massima, no? Sembrerebbe essere il minimo piuttosto che la Sardegna deve raggiungere entro il 2030 per alimentare la rete di elettrodotti a cui si troverà collegata per quella data. E allora questo tema, Giulia, ci riporta al Tirrenian Link, no? Contro il quale tu insieme a tanti altri vi battete, Trastelargius quarto, tra l'altro insomma tirando un po' per la giacchetta anche il sindaco di quarto Graziano Milia che ha fatto qualche uscita anche quest'estate sul Tirrenian Link. E allora come comitato, ecco, facci tu un punto sul Tirrenian Link, perché c'è chi dice che è necessario, c'è chi dice che è un'infrastruttura funzionale più che altro all'export. Introduci tu il tema e poi continuiamo. Sì, allora parliamo del 6,2 gigawatt e dal Tirrenian Link, che sembrerebbero due cose collegate, ma lo sono perché ce l'ha detto esclusivamente non qualcuno della regione, non qualcuno studio indipendente, o qualcuno che abbia fatto uno studio, ce lo dice esclusivamente Terna. E Terna e il governo italiano cosa fanno? Nel 2021, quindi ancora, quando ancora non si sapeva quanti gigawatt avrebbe dovuto produrre la Sardegna, progetta il Tirrenian Link. Cioè afferma nel PNIEC 2019 stiamo valutando la fattibilità di un cavo che unisca la Sardegna alla Sicilia, ma non lo dice perché era necessario stabilizzare la rete della Sardegna, no, questa è una motivazione che dà in più perché dice poi potrebbe servire anche a stabilizzare la rete della Sardegna. Lo dice perché era necessario far produrre all'Italia tutti quei gigawatt dove si dovevano produrre per lo più in Sardegna. E per due ragioni fondamentali. La prima perché abbiamo delle risorse naturali, sole, vento, che insomma sono in abbondanza. E in secondo luogo perché la Sardegna è al centro del Mediterraneo e quindi facilmente collabile con tutto il resto d'Europa. Questo nessuno lo dice, ce l'hanno detto ieri, me l'hanno detto ieri alcuni consiglieri regionali che sono intervenuti alla trasmissione Zoom di Anthony Muroni, hanno detto beh, d'altronde la Sardegna è al centro del Mediterraneo, la dobbiamo sfruttare per questo motivo. Quindi cosa succede? Che Terna progetta il Tirrenian Link per la Sardegna. È un doppio cavo bidirezionale, 500 megawatt e 500 megawatt, e incomincia questa tiritera del servirà a stabilizzare la rete perché le energie rinnovabili sono di per sé instabili, ma nessuno in quel momento nel 2021 sino al 2024, quindi sino ad oggi che sappiamo quanti gigawatt dovremmo andare a produrre come minimo, perché la norma dice almeno 6,2 gigawatt, quindi un limite minimo non massimo. Solo oggi sappiamo quanto avremmo dovuto produrre, quindi solo oggi sappiamo quanto ci è necessario per stabilizzare la rete. Sta di fatto che questa non è una motivazione reale, non lo motivano perché dovrebbe stabilizzare la rete, cioè tecnicamente proprio non lo spiegano il perché il Tirrenian Link stabilizza la rete, anzi ciò che ci viene spiegato è che un cavo
quando hai dell'energia rinnovabile da produrre, un cavo ad altissima tensione come quello che fa così tanti chilometri, perché sono 980 chilometri dalla Sardegna fino all'Italia, disperde una marea di energia tale che diventa una cosa politicamente ed economicamente proprio non utile per i cittadini. Quindi soprattutto nella misura in cui in Sardegna ci sono altri due cavi che sono il Sapè e il Sacoi. Non è che si sta pensando di potenziare il Sacoi è già, il progetto del potenziamento del Sacoi è già in essere, lo stanno già ponendo in atto. L'ultimo avviso pubblico è della settimana scorsa sui giornali per quanto riguarda gli espropri delle terre che interesseranno la Sardegna. Quindi in realtà il Tyrrhenian Link non serve in questo momento sicuramente alla Sardegna, perché ad oggi la produzione di energie rinnovabili non è tale da giustificare il Tyrrhenian Link, e non lo sarà nemmeno nel 2030, perché non ci saranno ancora tutte queste produzioni di gigawatt che necessitano una stabilizzazione della rete, come dicono loro. Quindi insomma questo ragionamento proprio non sta in piedi, come non sta in piedi se diciamo che il cavo in uscita è solo nell'ipotesi in cui si dovesse prevedere l'esportazione di determinati gigawatt, che ancora non ci dicono quanti sono, cioè quanta energia prodotta dalle energie rinnovabili la Sardegna dovrà esportare. Tutto questo non hanno mai risposto, e sono le domande che noi facciamo oggi perché c'è stato negato quello che è il dibattito pubblico. Una grande opera energetica, infrastrutturale, necessita del dibattito pubblico, ce lo dicono le norme italiane, l'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, ma anche la norma europea di riferimento. Ci dicono che quando c'è una grande infrastruttura energetica tu devi coinvolgere la popolazione nella sua progettazione. Tutto questo non è avvenuto nei territori interessati dal Tyrrhenian Link, quindi Quartus, Argus, e guardate, non sono io a dirlo, cioè è innanzitutto i documenti, in secondo luogo è la stessa Presidente Otode che ha più volte ripreso Terna nel dirle tu non hai coinvolto la popolazione e hai agito di prepotenza in quei territori, e soprattutto lo ha detto anche, appunto, ripeto, in quella trasmissione TV, mediante i suoi consiglieri di maggioranza, ha detto proprio sì, c'è questo problema, stiamo cercando di risolverlo anche attraverso questo decreto aree idonee e questo disegno di legge, stiamo cercando di intervenire con il governo per rinegoziare il Tyrrhenian Link. Insomma, si è un po' arrampicato sugli specchi il consigliere Piscetta, però ha detto queste parole proprio perché tutti ammettono il fatto che dal 2021 fino al 2024 che stanno facendo i lavori adesso, stanno incominciando i lavori adesso, le popolazioni non sapevano nulla, e la critica che noi muoviamo proprio al nostro comune: sapevate, probabilmente avete sottovalutato il problema e non avete detto nulla. Questo perché lo dico perché in realtà il comune di Quartu e il comune di Serargus hanno trattato con Terna su quelle che erano le compensazioni, prevedendo 10 milioni di euro per Serargus e 500 mila euro, quindi una miseria per Quartu. Qualcuno ci ha detto vabbè, ma perché vuol dire che a Quartu non è poi così importanti i lavori che faranno? Beh, allora interdiranno il mare di Quartu, quindi una zona mare di Quartu per 1 chilometro, se non di più, per 50 anni. Quindi per 50 anni in quella zona noi non possiamo né tuffarci, ed è una zona abitata, è una zona in cui le persone vanno al mare, non possiamo pescare in quel mare perché appunto sarà una zona interdetta, dopodiché faranno una piattaforma in mare, far passare questo cavo, questi due cavi, e poi questo cavo passerà per tutta una serie di terreni che coinvolgono centinaia e centinaia di persone. Questo per loro valeva 500 mila euro, posto che per noi non c'è un prezzo a quello che ci stanno facendo, riteniamo che sia oltremodo veramente lesivo della nostra dignità dirci che 500 mila euro ci devono bastare, e di questi 500 mila euro peraltro una grossa parte saranno per razionalizzare la rete. Cosa significa questo? Perché questo è l'altro grande problema che si pone. In Sardegna le reti di trasporto di energia fanno schifo.
del termine perché non sono un tecnico, ma sono obsolete, però allo stesso tempo si sta progettando il Tirrenia Link. Ecco, Terna, per poter razionalizzare la rete e quindi permettere lo stesso funzionamento del Tirrenia Link, dà al comune di Quartu 500.000 euro perché ovviamente non si possono dare in soldi, ma si devono fare le compensazioni sono altre opere, quindi in un parco nel Poetto, e il resto è appunto efficientare le reti energetiche del comune di Quartu, cosa che era già a carico di Terna, quindi già si doveva spendere i suoi soldi. Quindi questo è diciamo, il contesto in cui viene progettato il Tirrenia Link. È semplicemente un'infrastruttura totalmente calata dall'alto, una servitù imposta nuova alla Sardegna. E vi do un'altra notizia: i consiglieri regionali ci dicono ma guardate che non sarà mica l'unico cavo che progetteremo. Ecco, quindi adesso ha fornito proprio un bel assist. Intanto anch'io voglio dire due parole sul Tirrenia Link, perché in effetti all'inizio viene concepito e presentato come uno strumento di regolazione della rete sarda nella Sardegna post carbone, quindi in seguito allo spegnimento delle centrali a carbone. Però insomma qua siamo nel 2020, nel 2021, gli scenari su cui ragionavano al tempo, Terna, Arera, lo stesso governo, erano in effetti completamente diversi. Si pensi per esempio che si prevedeva al 2030 qui in Sardegna l'installazione di 2,7 gigawatt di impianti da fonti rinnovabili, cioè quindi praticamente quasi un terzo dei 6,2 di cui parliamo oggi. E allora in effetti in un contesto dominato dalle rinnovabili, con questa potenza, la Sardegna avrebbe addirittura perso il ruolo di esportatrice di energia assunto sin dal 2011, e il Tirrenia Link, detto così insomma brutalmente, avrebbe avuto la funzione di regolare, stabilizzare la rete, anche diciamo così approvvigionare la Sardegna all'interno di uno scenario di tutt'altro tipo rispetto a quello che abbiamo sotto gli occhi oggi. Ma se non che poi nel 2023 cambia tutto, perché mettici la guerra tra Russia e Ucraina, mettici le speculazioni sul prezzo del gas, mettici l'intenzione di accelerare la transizione energetica, no? Che poi è una decisione che ha preso l'Unione Europea fin dal 2021-2022 con il Fit for 55 e a discesa poi il REPowerEU eccetera. E allora lì lo scenario cambia, c'è un'accelerazione, le quote aumentano e in effetti in un contesto del genere il Tirrenia Link si trasforma da strumento di regolazione che era inizialmente a uno strumento vocato, orientato all'export di energia. Ora, si parla tanto di export di energia, bisogna anche ricordare che l'esportazione di energia è regolata da un mercato, dalla borsa elettrica, e che nonostante poi ci siano delle regioni, fra cui la Sardegna, no, che si assumono l'onere di produrre così tanta energia, in realtà poi non hanno dei benefici tangibili in termini economici, cioè non sono proprio previsti, no? L'energia poi segue un altro percorso, anche da un punto di vista proprio economico del mercato dell'energia. Quindi da strumento di regolazione il Tirrenia Link in effetti si trasforma sempre più in uno strumento vocato all'export. Di questo noi ce ne rendiamo conto anche perché in effetti, come diceva Giulia prima, e questo è l'assist, si sta già parlando di nuovi elettrodotti da realizzare qui in Sardegna per potenziare quindi la capacità di trasporto di energia. Dicono in un senso o nell'altro, però si capisce benissimo che poi si tratta di flussi che provengono da qui, dalla Sardegna, che insieme a tutto il sud, alla Sicilia e al sud Italia è in effetti concepita, ma lo dice esplicitamente il governo questo, no? Come un hub energetico, no? Serve utilizzato per produrre energia e per trasportarla nei luoghi in cui c'è un maggiore consumo.
Quindi c'è già in rampa di lancio un nuovo elettrodotto. E questa è la riprova, se vogliamo, no? Di come si intende utilizzare la Sardegna proprio come una piattaforma energetica. Dirò di più, cioè che oggi si parla tanto di piano energetico, si dice facciamo un nuovo piano energetico. Guardate, un nuovo piano energetico sarà pure necessario, però il piano energetico del 2016 da questo punto di vista ci dà delle risposte, e cioè ci dimostra di come in una Sardegna post carbone dominata dalle rinnovabili non era assolutamente necessario, non fosse assolutamente necessario realizzare il Tyrrhenian Link per stabilizzare la rete, bastava utilizzare in senso inverso una parte degli elettrodotti già esistenti. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se noi in effetti concepiamo un disegno, un sistema elettrico basato sul nostro fabbisogno, riusciamo anche ad arrangiarci con ciò che già abbiamo. Se invece la scala aumenta, le cose si fanno molto più complesse e allora arrivano nuove infrastrutture, allora abbiamo bisogno di supporti, anche di più batterie, anche di più centrali a gas, per esempio, no? E siamo finiti esattamente dentro a questo tipo di discorso. Centrali a gas, vogliamo proseguire col gas a questo punto, Laura? Oppure voi, visto che tu hai parlato di sviluppismo prima, mi sembra un tema importante. E allora dai, se vuoi l'accumulo, prenditi pure l'accumulo. Magari mettendolo anche in relazione al piano energetico del 2030, che fa un discorso speciale specifico su questo tema. Allora, adesso io dovrei fare, aspettate un attimo, devo fare un passaggio, due indietro, perché voglio dire, tutto lo scenario che abbiamo davanti sono praticamente ben descritti in tutti i piani di sviluppo di Terna, bastava averli letti, e questo non aspettava certo i cittadini, ma aspettava la regione, neanche i comuni, perché erano direttamente interessati. Quindi dal 2021 lo scenario era già tracciato, c'era il Tyrrhenian Link in previsione, in realtà veniva detto in maniera proprio plateale che era un'infrastruttura per esportare energia, solo dopo diceva stabilizzerà anche la rete, in realtà era per esportare l'energia. Nelle conferenze fatte in sede governativa al Mise, l'amministratore delegato ha usato questa espressione: il Tyrrhenian Link servirà per esportare l'energia dalla Sardegna verso la penisola e verso il nord Italia, che è quella che ha bisogno di energia. Invece noi siamo degli ottimi produttori, quindi queste sono le parole testuali, quindi non c'è nessuna sorpresa. Ma il Tyrrhenian Link, come abbiamo detto, non è sufficiente, quindi nel piano 2023 di Terna si prevedono altre infrastrutture. Sì, non è sufficiente per loro, sì, è chiaro, non è sufficiente per le loro aspettative, dico, del governo, quindi cioè non per la Sardegna, chiaro. Quindi Terna ha già previsto un altro piano di sviluppo e qui si incardinano i nuovi elettrodotti, la nuova, cioè anche il famoso Sardinian Link, quindi la revisione della rete elettrica di trasmissione dal sud al nord della Sardegna, e poi un nuovo elettrodotto che porterà fuori l'energia verso il Lazio. Quindi questa è ancora una new entry. Ovviamente adesso noi dobbiamo dire ci basterà? No, non ci basta, rispetto a quello che ci stanno proponendo di produrre non ci basta. Allora uno potrebbe dire, quindi questi interventi non li faremo perché non possiamo comunque veicolare questa energia che produciamo. No, sbagliato, perché qui ci sono gli accumuli. Guardate che l'accumulo ha un ruolo importantissimo in questo discorso, perché in pratica servono proprio per allentare il flusso di energia nelle reti. Quindi quando c'è un flusso massimo, per spiegarlo in termini molto semplici, e quindi la rete non riesce a esportare tutta questa energia, funzionerà l'accumulo, quindi questa energia viene accumulata in batterie, ma anche accumulatori di nuova generazione. Vedete quello che stanno preparando a Ottana, che è in corso di costruzione. Ormai penso che queste sono le batterie che funzionano con la cattura della CO2.
Allora, e quindi questi sono scenari che qui in Sardegna già ci sono, ne arriveranno anche degli altri, ma gli accumuli sono la chiave di volta. Poi, torniamo agli elettrodotti in previsione e ai famosi gigawatt che si vogliono produrre. In realtà il potenziamento della rete elettrica sarda, quella che collegherà il sud con il nord della Sardegna e poi con il nuovo elettrodotto che ci collegherà con il Lazio, per esportare altra energia, perché cosa è stato pensato da Terna? Per portare fuori l'energia che verrà prodotta offshore. Questo è scritto testuale nel piano Terna, perché? Perché questi, allora qui devo fare un appunto di natura tecnica a questo punto, ok? Il potenziamento della rete si rende necessaria perché la rete, il flusso deve passare in corrente continua. La corrente invece ce l'abbiamo in corrente alternata quando noi la utilizziamo, quindi c'è il passaggio, corrente continua, corrente alternata. Quindi cos'è la chiave di volta? Gli offshore producono energia, c'è il collegamento alla rete potenziata in corrente continua, non c'è nessun passaggio, quindi non dobbiamo fare il cambio, la corrente passa subito nel cavo in corrente continua e poi nell'eccesso viene anche esportata nel nuovo elettrodotto, tutto in continuità. Perché? Perché le reti in corrente continua, se hanno una grande lunghezza, sono più efficienti. Questa è una cosa di natura tecnica, non il contrario. Le reti poco efficienti erano quelle in corrente alternata che si sono rese necessarie proprio per tagliuzzare i pezzi e rendere più efficiente il tragitto, ma per un lungo tragitto è più efficiente un passaggio in corrente continua. Ecco perché il Tirrenia Link e tutti gli elettrodotti sono in corrente continua, perché sono più efficienti. Questo bisogna che lo sappiamo, perché altrimenti si crea un'incomprensione sotto il profilo tecnologico, perché è chiaro che non farebbero una cosa che non fanno per dargli a favore, altrimenti non la farebbero, non ci sarebbe il risvolto sotto l'efficienza. No, è giusto, perché altrimenti è una questione che bisogna conoscere, è proprio così, perché altrimenti diciamo una cosa che poi, questo non ci fa, cioè è comunque a nostro sfavore questo, voglio dire che stiamo potenziando la rete per far sì che la corrente venga messa come nel flusso e anche esportata subito, senza neanche passaggi intermedi. Ora, abbiamo fatto tutto questo bel discorso, però dov'è la questione? La questione è che in effetti, io adesso qui faccio un salto, poi magari vi lettura degli asset, voglio dire questo, voglio veicolare questo concetto. Allora, in realtà noi dovremmo fare un passaggio alla transizione ecologica e alle fonti rinnovabili. Queste rinnovabili devono essere sostenibili e dimensionate per il consumo, o perlomeno anche qualcosa in più, però in relazione al consumo e alle attività produttive che si vogliono svolgere nella nostra isola. Allora, qual è l'altro passaggio? Il passaggio è molto semplice. In realtà queste rinnovabili non sostituiscono le fossili, questo è un problema serio, non le stanno sostituendo e non le sostituiranno da qui a molti anni. Quindi c'è un problema, perché in realtà vogliamo portare il metano. E il metano perché lo vogliamo portare? Lo vogliamo portare, secondo la narrazione di alcuni, anche questa sbagliata e distorta, perché poi dopo siamo pronti per l'idrogeno. Allora, qui sta iniziando un'altra narrazione, ok? Un'altra questione, cioè vorrebbero portarci il metano in Sardegna, quando possiamo tranquillamente saltarlo, perché poi dobbiamo portarci l'idrogeno che dovrebbe passare attraverso questi metanodotti, il che non è possibile, perché non sono adatti per trasportare l'idrogeno ha altri vincoli, però questa è la narrazione che si farà da qui a qualche mese, si parlerà anche di questa questione, in realtà si vuole portare avanti anche la metanizzazione della Sardegna, quindi come ci mettiamo d'accordo con questa cosa? Cioè potenziamo tutte le rinnovabili in Sardegna, quindi e poi ci portiamo il metano, il gas, andiamo contro i principi della decarbonizzazione, contro la transizione energetica, contro il contrasto ai cambiamenti climatici, eccetera. Questi sono discorsi che devono essere affrontati seriamente in sede regionale e istituzionale, ma ci vuole l'apporto di noi cittadini, che poi devono dare un contributo veramente forte nella direzione giusta.
qui lo scenario che si presenta non è dei milioni, qui praticamente si sta presentando una Sardegna che vuole andare verso uno sviluppismo che non ci serve, questo è quello che poi ci verrà raccontato, vogliamo servizi, vogliamo il progresso, queste cose che... Allora, ok, chi lo vuole? Non certo, noi non ci ha interrogato nessuno su questo tema, quindi dovremmo avere una parte molto più attiva in questo momento, molto più attiva, ed incidere nelle decisioni. Noi come ADES comunque, voi lo comunicate, incideremo in qualche maniera e ci ripresenteremo anche alle istituzioni. Non è vero che ci hanno tagliato fuori, questo è il momento in cui noi dobbiamo rapportarci di nuovo con le istituzioni e pretendere chiarezza e dare, vabbè, ci sono le modalità, le troveremo, perché è questa la fase del confronto vero e proprio, perché la proposta c'è stata, discuteremo su una proposta che va corretta e vogliamo anche sapere chiaramente dove stiamo andando, questo è il punto, vogliamo sapere chiaramente dove ci vogliono portare, questa è la questione. Ecco, abbiamo parlato molto di esportazioni di energia, abbiamo descritto la Sardegna come una piattaforma energetica, allora come dire, a sostegno di questa tesi voglio darvi altri due numeri. Diciamo che con i 6,2 gigawatt di cui abbiamo abbondantemente parlato, che vanno sommati all'attuale potenza da fonti rinnovabili, ci ritroviamo con un parco rinnovabili da 8,5 gigawatt in grado di produrre, sto facendo una stima per difetto, circa 13 terawattora di energia, a cui vanno sommati poi almeno i 4 terawattora che la Sarlux produce oggi bruciando scarti di raffineria da petrolio, perché è auspicabile la chiusura di questo impianto, però non è nell'agenda, non è all'ordine del giorno oggi, quindi dobbiamo fare i calcoli con questo bilancio energetico, diciamo così. E allora arriviamo a 17 terawattora e i consumi della Sardegna a quanto ammontano oggi? Stanno diminuendo per diverse ragioni, non ultima lo spopolamento, no? Che incide anche sui consumi di energia. Sta di fatto che oggi si attestano sugli 8,1 terawattora consumi netti, lordi, considerando le perdite eccetera, arriviamo a 8,9. 17 meno 8,9 quanto fa? Questo ci dà un'idea, appunto, una raffigurazione plastica, no? Di ciò a cui stiamo andando incontro. Potremmo entrare anche nel merito del discorso, picco della domanda, poi se magari c'è qualche domanda dal pubblico entriamo ancora di più nel tecnico, però questo intanto è un riferimento, no? Poi si dice, va bene, ma noi esporteremo energia, dipende appunto da quanto cresceranno eventualmente i nostri consumi, no? Ma allora, diciamo che tutti gli scenari Terna considerano un aumento dei consumi, no? Da qui al 2030, perché noi sappiamo, così ci dicono, dobbiamo elettrificare i nostri consumi, ma in Sardegna subiamo i consigli per gli acquisti del gas, per utilizzare il gas per usi domestici, no? Quindi questa mi sembra già una contraddizione in termini che io in effetti ogni volta che ci penso dico ma come, no? E rimango sempre colpito. La variabile che può incidere di più sui consumi e quindi anche sulle esportazioni è la ripresa dell'industria in Sardegna. Questo è il tema, no? Ma se riprende l'alluminio abbiamo bisogno subito di 2,5 terawattora in più. E però allora qua c'è una riflessione molto seria da fare, no? Perché intanto sappiamo che la ripresa dell'industria passa attraverso il metano, senza metano non riprende l'industria. Qui dobbiamo esprimerci sul metano, dobbiamo farlo nonostante probabilmente anche un po' di ritardo accumulato su questo tema da parte degli stessi comitati, intendo. E poi dobbiamo esprimerci anche sull'industria, perché cioè cosa significa? Noi chiudiamo le centrali a carbone perché producono CO2 più per il fatto che producono tanta CO2 che per il fatto che hanno un impatto sanitario e ambientale, perché la verità è questa. E poi rilanciamo l'industria. Ma
questa è tutta una contraddizione. E però qua teniamo insieme metano e industria e Sardegna del futuro, perché questi sono temi su cui auspico e mi auguro che i comitati insomma, arrivino, o magari ci sono già arrivati, ce lo racconti tu. Sì, allora ovviamente tenendo presente che siamo appunto comitati, quindi soprattutto io provengo da un comitato dove ben specifico, con determinati ragionamenti che facciamo intorno a quello che è il nostro territorio e lì cerchiamo di fermarci, perché essendo dei comitati siamo fatti da persone comuni, persone che magari non hanno un background politico e quindi su certi temi in teoria no, certo. Ma non mettiamo limiti alla provincia. Esatto. Però facciamo parte anche noi di un coordinamento di comitati che sul punto metano e sul punto industrializzazione si è espresso proprio in maniera netta, che è per il no assoluto. Proprio perché se ci diciamo che dobbiamo decarbonizzare la Sardegna non possiamo allo stesso tempo prevedere delle strutture che sono ben più incidenti sul territorio, impattanti sul territorio, questo l'abbiamo sempre detto come coordinamento dei comitati e io come persona lo voglio ribadire. Certo, ci sono situazioni in questo momento che si stanno creando in Sardegna che determinano la perdita di posti di lavoro, ma una regione pronta sul punto dovrebbe dire: noi abbiamo questo tipo di idea di Sardegna, noi vi ricollocheremo in altri settori, noi abbiamo un piano di sviluppo che è molto diverso. Prima stavamo parlando di sviluppo, che sviluppo vogliamo per la Sardegna? Ad esempio nessuno ha mai detto in regione sì, facciamo le aree idonee, sì, prevediamo un certo tipo di transizione, ma la nostra transizione comprende anche ad esempio meno consumi, ad esempio diminuiamo le auto, investiamo sul trasporto pubblico, che in Sardegna, voglio dire, ci vuole, no? Tutto questo non sta avvenendo e questa è la cosa preoccupante, perché non c'è una visione d'insieme, c'è una visione a compartimenti stagni determinato dal io ho quell'interesse là, tu hai quell'interesse là, tu hai quell'altro interesse e cerchiamo di arrivare a una mediazione sul punto e non ad un piano generale che prevede appunto un certo sviluppo della Sardegna e conseguentemente il no a determinate opzioni. E su questo voglio essere anche chiara perché è proprio questa la maggiore critica che alcuni, compresa io, abbiamo mosso rispetto a certe iniziative come quella della Prato Bello 24, cioè non porre un no assoluto a determinati tipi di investimenti come quello sul metano. Ci sono in Sardegna questi interessi, ci sono ancora, bisogna essere chiari su questo. C'è un accordo tra Italia e Algeria e sul quale la Meloni davanti ad un'interrogazione parlamentare è stata zitta. Non ha detto no, non è vero che c'è un accordo tra Algeria e Italia che determina appunto la costruzione del metanodotto in Sardegna, che oggi servirebbe sicuramente a trasportare il metano, domani l'idrogeno, ma non cambia il problema. Significa comunque che la Sardegna verrà sventrata da nord a sud e noi questi problemi ce li dobbiamo porre e non è essere contrari a una cosa ad un'altra, è avere un preciso piano per la nostra isola, che è sicuramente quello verso una Sardegna più pulita, più verde, dove si sta attenti a cosa è meglio per il nostro benessere. Chiudo qua per non essere poi troppo, diciamo, fraintendibile. Laura, tu vuoi aggiungere qualcosa sull'industria, che è un altro tema caldo? Sì, anche io mi limiterò a portare quest'ultimo punto, anche così, insomma, speriamo che anche questo suggerimento in regione. Per quanto riguarda la produzione dell'alluminio, che praticamente abbiamo visto che c'è già una crisi per questioni energetiche, in realtà basterebbe passare dall'alluminio primario a quello secondario, cioè quello ottenuto dal riciclo. Questa operazione si potrebbe fare appunto passando per l'elettrificazione e non per l'energia termoelettrica, e quindi bypassando il metano. Questo sarebbe possibile farlo, in realtà non si vuole assolutamente pensare di produrre l'alluminio con un processo virtuoso e si vuole continuare invece a produrlo
con una materia prima assente in Sardegna, che ovviamente arriva da paesi terzi e che noi qui lavoriamo con tutti, va bene, gli avessi connessi. Il primo passaggio di riconversione sarebbe questo, passare dall'alluminio primario a quello secondario, quindi al riciclo. Puoi pensare di convertire in attività produttive molto più concilianti con l'ambiente e il benessere delle popolazioni, che sono comunque strade percorribili, e non continuare a insistere con questo, lo uso io adesso questo termine, questo assistenzialismo procacciatore di voti, fine a se stesso, perché qui ormai la Sardegna da quanti anni sta combattendo per mantenere in piedi il polo industriale nel Sulcis, con questo alluminio, con queste crisi continue, non è possibile neanche continuare così. Gli stessi lavoratori dovrebbero essere i propositori e richiedere una riconversione per avere un futuro veramente tranquillo, sano e vivibile. Anch'io chiudo qui perché veramente ci sarebbe tanto da dire. Ah, una cosa però voglio aggiungere, qui faccio un salto e chiudo. Il piano delle aree idonee, la mappatura, come qualcuno inizierà a vedere anche la norma, ovviamente non prevede solo fotovoltaico ed eolico, prevede, come già detto in moltissime occasioni, tutte le fonti FER, quindi centrali geotermoelettriche, termodinamici a concentrazione, alti idroelettrici, che sono una cosa fattibile, anche buona se fatti bene, non nuovi ma mettendo a sistema i vecchi. E quindi voglio dire, prepariamoci, perché in realtà un po' in tutte le aree ci potremmo trovare qualcosa. Qui ci vuole massima attenzione dei sindaci, che devono portare in regione le mappe aggiornate del loro territorio. Chiudo e grazie. Bene, direi che abbiamo concluso. Spero che l'itinerario tracciato e i contenuti veicolati da Giulia e Laura siano riusciti ad aggiungere qualche informazione in più, no? Rispetto a quelle già in vostro possesso. Ho deciso di partire, diciamo così, di introdurmi in medias res e di partire da un livello, per così dire, più avanzato, anche per rendere onore in qualche modo all'attenzione, no? Che oggi l'opinione pubblica esercita, no? su questo tema. Non siamo più nella fase in cui dobbiamo fare un vademecum, no? Delle questioni, siamo in una fase in cui ci serve soprattutto collegare i vari punti di una questione complessa, che però tutto sommato è un'unica questione, la questione energetica, che riverbera veramente in mille modi. Avremmo potuto dire tante altre cose, però insomma siamo qui, per cui tra un caffè, una birra e un concerto, magari con chi ha voglia avremo modo di continuare la discussione. Intanto grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie, volevo ringraziare Laura Cadeddu, Giulia Lai e Piero Loi, grazie mille per aver tenuto il battesimo, insomma, entula e questa manifestazione. Siamo solo all'inizio, quindi vi invito a restare con noi, nel pomeriggio arriverà la musica e adesso insomma però c'è il primo spettacolo della giornata. Abbiamo la fortuna di avere con noi sul palco una delle compagnie culturali, teatrali più longeve, storiche della Sardegna, dal 1980 se non sbaglio, e quindi insomma mi sa che ci siamo. Diamo il benvenuto ai Smascaras, farei un applauso e ringrazierei loro per la presenza. Grazie. Buongiorno, si sente bene? Se non si sente bene chiediamo il dottore. Bene, mi chiamo Antonio Murro ed era previsto un nostro intervento lì, dove voi vedete quel telo che nasconde. Quel telo si chiama baracca,
nel caso che ci sono dietro i burattinai, Baracca e Burattini, ed è famoso negli anni 60 Baracca e Burattini perché dice Gustotta prima del default Serrausu, Baracca e Burattini, per dire che c'erano tanti burattinai che dopo l'evento della televisione hanno chiuso. In Sardegna è nata questa compagnia che con pazienza e sedere forte è andata avanti, senza padroni e felici di non averla, è riuscito a creare attenzione sul proprio lavoro e professionisticamente è andata avanti, girando tutta la Sardegna. Quando giri la Sardegna nel 93 vedi una scritta mamoiana senza firma, so sardo, suti, so spieghi verde,